I netturbini di Agrigento da ben 2 settimane sono in stato di agitazione, un fatto che per i cittadini si traduce in esasperazione. Gli utenti hanno dovuto risalire lunedì scorso nelle proprie case in mastelli di carta e cartone che verranno raccolti, almeno si spera, nella giornata di domani, mercoledì, in via eccezionale. Ma oggi altro intoppo a restare in strada, in molte zone della città, anche la plastica. Si potrebbe arrivare ad una giornata di sciopero per denunciati ritardi da parte degli operatori nel pagamento degli stipendi, anche se l'assessore comunale a ramo Nello Amel assicura che il comune di Agrigento non ha alcun ritardo nel pagamento delle ditte appaltatrici del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E per di più Amel ci tiene a puntualizzare che Agrigento è tra i pochi comuni virtuosi che effettuano i pagamenti puntualmente. La mancata raccolta dei rifiuti è dovuta al fatto che gli operatori ecologici si sono riuniti in assemblea, riducendo così il loro orario di lavoro, e quella di oggi è la seconda assemblea di lavoratori in una settimana. L'assessore comunale all'ecologia Nello Amel chiede pazienza ai cittadini che potrebbero anche avere delle sorprese e vedersi ritirare la spazzatura nelle prossime ore, ma stigmatizza ancora il comportamento dei netturbini nei casi in cui il lunedì, oltre la carta, abbiano tralasciato anche il ritiro dell'organico. I legittimi strumenti di protesta non devono tradursi in disservizi mirati o forse premeditati.